stabilimento termale Columbus è stato uno dei primi ad Abano Terme ad aver iniziato ad offrire la possibilità di nuotare in acqua termale, in una situazione slegata da dinamiche alberghiere. In molti qui hanno imparato a nuotare ed ancora più utenti ne hanno beneficiato dal punto di vista fisico. Qui i padovani se lo ricordano perché hanno imparato tantissimi a nuotare, è una piscina che è all'aperto anche d'inverno, avendo l'acqua termale, è molto facile nuotare in quest'acqua, fa bene anche al fisico, quindi è molto dotato per chi vuole frequentare un impianto, specialmente nei periodi più freddi. Quando si parla di Columbus si parla di acqua termale, ma nessuno ci ha mai spiegato qual è il procedimento attraverso il quale quest'acqua diventa fruibile. Ecco allora cosa ci dicono e cosa ci mostrano nei sotterranei dello stabilimento. Quest'acqua che vediamo alle mie spalle proviene da dei pozzi termali che sono situati a 200 metri da qua, viene aspirata dalle pompe e tramite queste tubazioni che vedete l'acqua arriva a una temperatura di 80 gradi, quindi la superficie, come potete vedere, è in questo momento a 78 gradi e mezzo. Viene poi spinta in alto attraverso delle tubazioni, fatta passare per una torre evaporatrice e per caduta viene fatta raffreddare. Infine, tramite questi filtri che sono ancora quelli di 40 anni fa, con il vecchio procedimento della sabbia al quarzo, viene poi filtrata e spinta nell'acqua, nelle vasche. Praticamente l'acqua che scende dalle Dolomiti incontra nel sottosuolo l'acqua salata del vecchio mare che ricopriva la pianura padana. Lì si arricchisce ed esattamente sotto ai colli Euganei trova un pertugio attraverso il quale risale. L'acqua termale scende dalle piccole Dolomiti ad una distanza qua dai colli Euganei di circa 200-300 km e ad una profondità di 1500-3000 metri nel sottosuolo. Lungo il percorso si arricchisce di tutte quelle sostanze che vengono poi portate fino a noi e qua vicino a noi abbiamo un pozzo, il più profondo di tutti i colli Euganei, 1082 metri e in falda l'acqua termale è 85-87 gradi. Perciò l'acqua a quella profondità acquisisce nuove caratteristiche, come ad esempio queste. C'è un'acqua molto più pesante rispetto alle altre, è ricca di sali minerali, di solfuri e di tutte quelle componenti che fanno bene per la riabilitazione in generale del corpo per tutte le persone, dai bambini alle persone di una certa età. L'esperienza della Columbus in fatto di offerta termale è lunga ormai mezzo secolo ed in particolare l'utenza è a bacino regionale, considerata la notorietà dell'impianto. Questa è una piscina che ha oltre 50 anni di vita. Qui a Abano ce ne sono tantissime, però noi la curiamo in particolare perché abbiamo una frequenza non di ospiti dell'albergo, ma abbiamo una frequenza esterna, abbiamo centinaia e centinaia di persone che vengono da tutto il Veneto per provare l'ebbrezza di una nuotata in piscina termale. Poi rendiamoci anche conto che è una piscina in cui ci sono tantissimi giovani, bambini e quindi dobbiamo curare al massimo l'acqua che deve essere pura, deve mantenere le sostanze dell'acqua termale, ma deve essere veramente bella e pura.